soddisfazione già essere qua, Paolo? Certo, soddisfazione, io non mi sento sconfitto anche se il risultato lo dice, i ragazzi sono comportati bene e io sono comunque soddisfatto. Che partita è stata questa finale? Una partita che ha evidenziato i valori giusti, una squadra più completa del Treviso. Noi siamo arrivati con un po' di acciacchi e quindi si sono visti, la battuta non ha funzionato come doveva, comunque merito al Treviso che è stato nettamente superiore. Che partita è stata intanto, Leonardo? Come avevamo detto all'inizio, quando ci siamo sentiti una settimana fa circa, si è svolta molto sul fondamentale della battuta e così l'hanno visto tutti. Poi il numero di attaccanti che mettevano palla per terra era 2 a noi e 2 a loro, i marcamenti perciò erano abbastanza scontati e diciamo che un attimo di fisicità in più noi, specie nelle fondamentali di muro, ha fatto un po' la differenza, però tutto si è svolto su chi batteva più forte fondamentalmente. Che emozioni hai in questo momento? È bellissimo, non è il primo anno dell'Under 14 a cui partecipo e vincere subito una Coppa Veneto è una cosa fantastica. È uno dei tornei più importanti e belli dell'anno, poi sconfiggere la squadra che ci aveva sconfitto nella gara precedente è un'emozione perché comunque si vede che con l'allenamento, con molti sacrifici, perché alla fine questo è anche sacrificio, si può arrivare al risultato desiderato.